Io spero che questa comunità si dia da fare, e lo dico a una platea di ragazzi, che voi potete fare tanto come creators rispetto a questo, avete gli strumenti per parlare ai giovani. La grande foto di Giulia ed il suo sorriso sul maxischermo di H-Farm ed il messaggio che il presidente della regione lancia ai tanti giovani in platea per il progetto Veneto Creators, un appello a diventare ambasciatori anche di questo messaggio per fermare la violenza nei confronti delle donne. Si apre così la seconda edizione dell'iniziativa che vede 49 creators divisi in 7 squadre mettersi all'opera per diventare i nuovi divulgatori digitali del Veneto, dialogando con i follower nelle principali piattaforme. E rispetto alla prima edizione si allargano le vedute, non più solo turismo, ma anche cultura, sostenibilità, sport, identità veneta, natura, spazio e salute. 76 milioni di visualizzazioni, 19 milioni di persone raggiunte nella prima edizione. Si punta al raddoppio. Il messaggio è quello di seguirci, dunque guardate i nostri video, appunto ci sono tantissimi content creator bravissimi, e in tutti quanti un entusiasmo veramente grande. Un progetto al quale partecipano 11 enti, associazioni ed istituzioni del territorio. Dimostriamo che il digitale non è solamente fatto di video leggeri, non è solamente fatto di messaggi o contenuti leggeri, ma è fatto anche di divulgazione di tematiche importanti. Parleremo di prevenzione, di salute, di sostenibilità, di sicurezza stradale, quindi davvero la nostra volontà è quella di far sì che il digitale diventi un mezzo per fare da amplificatore di tutto ciò che è importante per un territorio. E di questo amplificatore approfitta Sammy Basso per una riflessione sul dramma di Giulia. Già adesso purtroppo si sta creando quasi una narrazione attorno al caso che diventa un impoverimento di quello che la società può fare. Credo sia molto importante invece proprio ribadire il fatto che si possono fare tutte le riflessioni che si vogliono, ma la prima cosa è che certe cose non devono accadere, anche una sola è una in più.